A tutti voi buonasera e ben trovati a questa nuova puntata di Elettroshock. Si avvicina Ferragosto, ci sembrava arrivato il momento per parlare di quella che abbiamo definito una pazza estate, dai timori ancora in primavera, poi confermati sulla siccità, fino agli incendi che ci costringono ancora oggi a mantenere l'attenzione alta, molto alta sul nostro territorio. Poi l'attesa della pioggia che si è tradotta più che altro in beffa, con diversi danni e in realtà pochi benefici, ma in questa puntata parleremo anche di turismo e di alcune polemiche che stanno tenendo banco in questa estate. Ma partiamo dal clima, motivo per il quale abbiamo invitato in studio il nostro Antonino Renda, che cura per noi le previsioni e che ci aiuterà a capire un po' meglio quest'estate. Buonasera Antonino. Buonasera a te e buonasera ai nostri telespettatori. Allora, partiamo da qui. Noi l'abbiamo definita pazza estate. È un'estate davvero pazza? È, tra virgolette, solo molto calda? E in che maniera questa situazione è legata, se lo è, ai cambiamenti climatici? Assolutamente. La possiamo definire pazza, se vogliamo, in quanto emerge rispetto all'altra estate. Abbiamo avuto tante estati molto calde negli ultimi decenni. Ricordiamo quella del 2003, che rimane ancora, fino alla fine almeno di quest'estate, l'estate più calda in assoluto. Addirittura pensate che si parlava di tempi di ritorno dell'arco di migliaia di anni prima di riavere un'estate così calda. Effettivamente questo non sta accadendo, perché, come detto, abbiamo avuto anche l'estate del 2015, 2017, quella del 2019 attualmente al secondo posto tra le estati più calde, ma comunque tutte estati che hanno visto sia ondate di caldo molto intense, ma anche dei brevi break, quindi delle pause con temperature più tipiche per il periodo. Quest'estate invece, quella del 2022, proprio come quella del 2003, non sta vedendo assolutamente alcun break finora e quindi si differenzia assolutamente dalle altre. Addirittura siamo al di sopra dell'estate caldissima del 2003, quindi stiamo viaggiando su valori da record assoluto e siamo in vantaggio, però ovviamente manca ancora un po' di tempo e quindi vedremo se negli ultimi 20 giorni chi vincerà tra l'estate del 2003 e quella del 2022. Collegare questa situazione ai cambiamenti climatici è corretto? Assolutamente sì, perché proprio questo trend, che è anche avvertibile dalle temperature, insomma, nel senso che abbiamo avuto tantissime temperature sopra i 30 gradi, ma anche sopra i 35 gradi. Temperature di questo tipo, che puntano anche ai 38-39 gradi come in quest'estate, non sono assolutamente normali e sono collegabili proprio col riscaldamento globale che negli ultimi anni ha accelerato in maniera veramente incredibile. E c'è poi un'altra domanda: chi segue le previsioni del tempo su Telefriuli la risposta la conosce già, ma è giusto fare il punto della situazione. Quali sono le ragioni per cui questa estate è così calda? Ecco, la ragione fondamentale è la sinottica, ovvero la situazione che abbiamo avuto praticamente per l'intera estate, che ha avuto una persistenza nell'arco di 3 mesi. Addirittura è cominciato tutto ciò a maggio. Sto parlando di lui, l'anticiclone africano, che praticamente è stato protagonista del tempo su tutto il nostro Mediterraneo e, in poche parole, invece di essere laddove dovrebbe essere in questo periodo dell'anno, quindi 1.000-1.500 km più a sud, l'abbiamo trovato sul nostro Mediterraneo come ospite fisso, pronto a portare non soltanto sulla nostra penisola e sulla nostra regione, ma anche su tutta l'Europa centro-occidentale, temperature massime spesso intorno o addirittura superiori ai 39-40 gradi. Noi ci siamo fermati ai 38-39, ma ci sono dei popoli ai quali è andato davvero peggio e abbiamo raggiunto i 47-48 gradi in alcune località della Spagna e anche per più giorni, quindi pensate che la stessa Londra non aveva mai visto i 40 gradi
e quest'anno ha raggiunto, toccato e superato questa cifra, questa soglia davvero incredibile per la prima volta nella sua storia. Ecco, tutta una serie di problemi connessi e correlati che hanno insomma, costretto anche le autorità a correre ai ripari, a cercare insomma, per quanto possibile dei rimedi. Quest'anno il nostro territorio ha fatto duramente i conti con la siccità, già in primavera c'erano i primi segnali, la prima allerta, poi appunto tutto è stato confermato dal passare dei mesi e dall'assenza della pioggia, tanti problemi per l'irrigazione dei campi e poi le preoccupazioni hanno raggiunto anche insomma, tutti i cittadini con il problema legato alle utenze domestiche. Chiaro è che la siccità rende il territorio, e lo abbiamo purtroppo capito anche noi, molto più vulnerabile agli incendi. Ormai da 3 settimane nella nostra regione si sta facendo i conti con questi roghi, resta appunto la questione della mano umana, dell'intervento insomma dell'uomo. Sta di fatto che vedere questi paesaggi gialli e vedere lungo le strade le foglie come in autunno insomma è uno scenario davvero particolare. Sì, è uno scenario particolare proprio dovuto al fatto che le piogge siano mancate, ma soprattutto nel mese di luglio. Luglio è stato un mese davvero molto secco su tutta la nostra regione. Pensate che nella città di Udine sono caduti soltanto 10 mm di pioggia contro una media di 110, quindi siamo in un deficit così grande dell'ordine del 90-95%. Sulle nostre montagne è andata un pochettino meglio, diciamo soltanto però sulla fascia alpina. La fascia alpina è l'unica area della nostra regione che è riuscita a ricevere un quantitativo di pioggia abbastanza sostanzioso, ma i fenomeni sono stati sempre distribuiti in maniera irregolare, proprio perché l'anticiclone africano non ha permesso alle precipitazioni, ai fronti organizzati, quelli gli unici in grado insomma di portare delle piogge, del beneficio su tutta la nostra regione, quindi di giungere. Non sono giunti questi peggioramenti e abbiamo avuto soltanto dell'instabilità molto localizzata e che quindi non ha interessato tutte le zone. E questa è la situazione con la quale continuiamo a fare i conti. Si diceva della pioggia tanto invocata, tanto attesa sul territorio per portare un po' di beneficio, e c'era comunque il timore che la pioggia arrivasse ma accompagnata da quei fenomeni violenti con i quali in qualche maniera stiamo imparando a fare i conti. E così è successo che in alcune zone del territorio molto vento e neanche una goccia d'acqua, e in altre insomma temporali e fenomeni appunto violenti. Certamente questo può diventare un problema, probabilmente potrebbe essere un problema ancora più grande nel corso della stagione autunnale, visto che tutto il calore che abbiamo immagazzinato sarà difficile da perdere insomma nel giro di pochi mesi, e quindi i nostri mari, che attualmente sono caldissimi su valori eccezionali, potrebbero contribuire a donare dell'energia davvero anche in eccesso agli eventuali fronti che giungeranno nella stagione autunnale. Ma ovviamente il problema che abbiamo noi di questi temporali molto violenti, come detto, ma anche molto localizzati, è che possono ovviamente portare danni, soprattutto con le raffiche di vento che possono raggiungere i 100-150 km/h, sono quasi sempre delle raffiche lineari, quindi difficilmente parliamo di trombe d'aria, a meno che ovviamente non lo siano, e quindi purtroppo di energia ne abbiamo a disposizione moltissima, quindi questo è un grande problema. Allora, per capire, dicevamo prima, se quella del 2022 sarà in assoluto l'estate più calda, dobbiamo capire anche che cosa succederà nei prossimi 20 giorni del mese di agosto. È finita la prima decade, adesso resta da capire se l'estate 2022 se la gioca con quella del 2003, come potranno andare le cose. Ecco, cosa possiamo anticipare sul resto del mese d'agosto? Ovviamente cercando di non esagerare nell'anticipo, visto che ovviamente mi limiterei a parlare dei prossimi giorni e del Ferragosto, visto che già per il dopo Ferragosto ci sono in gioco delle dinamiche molto diverse, quindi sarà una sfida dopo Ferragosto tra l'Atlantico e di nuovo lui, l'anticiclone africano, ma diciamo che per il momento dovremo avere ancora qualche giorno, un po' di pazienza, ma per gli amanti del sole tutto ciò sarà
benvenuto, visto che il tempo si manterrà abbastanza stabile, a parte la giornata di venerdì che vedrà qualche isolato temporale. Per il resto avremo delle temperature comunque abbastanza normali, quindi non così elevate come le abbiamo avute fino a una settimana fa. Temperature dunque tipicamente estive anche nel periodo di Ferragosto, quindi tra il 14 e il 15, con la tendenza a un certo aumento dell'afa proprio nella giornata di Ferragosto. Quindi a Ferragosto un pochettino avvertiremo un po' di afa, ma comunque sia senza quelle temperature, insomma, al di sopra dei 35 gradi che hanno, diciamo, ci hanno fatto soffrire fino a poco tempo fa. E poi, insomma, dopo Ferragosto è tutto da vedere, mi pare di capire. È ancora tutto da vedere, comunque sia. Ci sono degli ingredienti nuovi e poi appunto purtroppo anche quelli vecchi, cioè quelli dell'anticiclone africano che in questo momento è fermo sull'Europa occidentale, sta attendendo il momento opportuno per tornare ad attaccarci. Io mi auguro che lo faccia in maniera un pochettino più lieve rispetto a quanto ha fatto finora e che invece si dia spazio un pochettino alle correnti atlantiche che possono essere quelle che ci possono aiutare proprio grazie alle loro precipitazioni. Ma ci vorrà un po' di pazienza. Ci vorrà un po' di pazienza. Allora, per concludere, non una previsione ma un pronostico in questo duello tra estate 2022 e estate 2003. Intanto l'agosto nel 2003 come fu? Allora, l'agosto del 2003 è stato proprio il mese più caldo di quell'estate. Infatti il luglio di quest'anno, luglio del 2022, se la gioca proprio con l'agosto del 2003. Quindi possiamo dire che per adesso, proprio grazie a questo mese di luglio, siamo in vantaggio e anche neanche di poco rispetto all'estate del 2003. Però negli ultimi 20 giorni, appunto, basterebbero un paio di fronti atlantici e qualche giornata un pochettino più normale perché le due estati possono, diciamo, finire pari merito al primo posto. È molto difficile comunque che l'estate del 2003 diciamo, possa perdere quel primato. Quel primato, però se la sta giocando bene quest'estate, quindi potremmo davvero entrare e riscrivere la storia meteo della nostra regione. Insomma, un esito niente affatto scontato, resta da capire a questo punto che cosa succederà dopo Ferragosto. Assolutamente. Grazie allora ad Antonino Renda per essere stato con noi, per averci tracciato questo quadro di questa pazza estate 2022. Naturalmente ci rivediamo con l'appuntamento consueto con le previsioni del tempo. Noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi di nuovo insieme con Elettroshock perché, come vi dicevo, abbiamo tanti temi da affrontare questa sera. A tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock per parlare di questa pazza estate. Beh, è stata un'estate difficile per Sauris, località montana molto apprezzata dai turisti, che ha avuto non poche difficoltà quest'anno sul fronte della viabilità. Per 80 giorni Sauris è stata raggiungibile solo dalla strada piuttosto tortuosa che da Ampezzo sale a Passo del Pura. Da domani pomeriggio è ufficiale, abbiamo avuto la conferma, a partire dalle 15 sarà riaperta al traffico, a tutto il traffico, anche a quello pesante, la strada del Lumiei che collega Ampezzo a Sauris, chiusa dal 23 maggio per consentire prima di far brillare la galleria naturale e poi ovviamente di rifare la strada, rifare il manto stradale. Di fatto l'unica strada, almeno fino a domani, per raggiungere Sauris è quella di Passo del Pura, una strada tortuosa, abbiamo detto ostica, che in questo momento è percorribile in sicurezza solo a senso unico, motivo per il quale sono stati collocati 2 semafori. L'attesa non è proprio brevissima, il nostro Daniele Paroni è andato sul posto per verificare di persona quali sono i disagi per gli automobilisti. Siamo proprio sulla salita del Passo Pura, che è la strada alternativa, visto che la strada, quella tradizionale che porta a Sauris, è chiusa da settimane. I lavori, le frane, quindi hanno di fatto reso inutilizzabile quell'arteria. I problemi non mancano, soprattutto nel campo della ristorazione. C'è chi ha perso il 50% dei volumi d'affari. Se tutto va bene, la strada che è chiusa da settimane dovrebbe riaprire giovedì mattina. Signora, lei sta affrontando il Passo Pura, da qualche settimana c'è questa difficoltà. Da qualche settimana, da qualche mese, direi.
la strada che noi percorriamo adesso è perché hanno fatto dei lavori sulla strada la provinciale. Senta, che difficoltà ci sono con questo cambio di viabilità? Ma è logico, io scendo ogni tanto. La strada è un po' più lunga, è più tortuosa, è più stretta e quindi anche il trovarsi magari con dei camion, con delle moto, che comunque si sa che disagio che portano anche le moto, perché sono sempre così, sì, si sa, ecco che... E quindi uno che è più giovane, più spigliato, fa la strada con più facilità. Come me magari un po' di difficoltà in più ce l'ho. E questo è il semaforo che è rigorosamente rosso e l'attesa può raggiungere, c'è un cartello che lo annuncia, anche i 17 minuti. Sì, sono i Sauris. Ecco, ma e quant'è che c'è questo semaforo? E da quando ho iniziato a lavorare sulla strada, a metà di maggio. Quindi uno volendo comodamente può leggersi il giornale con tutto questo tempo. Sì. Ma lei... Di solito porto le parole crociate. Così. 17, massimo 17 minuti. Sì, 15-17 minuti. E questo è l'altro lato della limitazione al traffico. Siamo in località La Maina e anche qui le attese sono praticamente eterne. Alla mia destra invece il lago di Sauris, che vedete si presenta con un livello particolarmente ribassato vista la siccità e l'assenza di piogge. Qui la situazione dal punto di vista del traffico dovrebbe risolversi con giovedì, quando la strada in località Ampezzo verrà riaperta e sarà possibile salire a Sauris anche da quel versante. Disagi per gli automobilisti. C'è poi da dire che lungo la strada per Passo del Pura sorgono anche diverse attività che improvvisamente hanno visto transitare molte persone, molti automobilisti lungo la strada. Allora siamo andati a vedere quali sono state le conseguenze per queste attività. Lorena Di Centa del rifugio Tita Piaz. Allora io le chiedo, questa è la strada che adesso viene utilizzata di più perché l'altra è chiusa, sì. Lei ne ha beneficiato? Beh, certamente qualcosa sì, ma io credo che il lavoro, diciamo il maggior lavoro che c'è stato quest'anno sia dovuto al fatto che c'è stato il ritorno degli stranieri, poi l'enorme caldo che c'è stato nella bassa e che spingeva la gente a salire in alto perché avevano troppo caldo. Certamente qualcosa ho beneficiato, certamente, ma diciamo il maggior lavoro non è dovuto tutto al fatto della strada chiusa, perché io so che molte persone, anche avendo paura di fare il passo, magari non andavano a Sauris. Che incremento ha avuto? Ma io penso un 20% in più. Egidio Tesolin, assieme al suo compare, è in vacanza qui a Passo Pura. Arriva da Villotta di Chionse. Avete dovuto fare questa strada che di fatto era l'unica per arrivare a Sauris. Per forza, era chiusa l'altra. Da quello che sappiamo hanno dovuto chiudere per fare questi lavori. Il gestore qui ci diceva che il passo a fine ottobre viene chiuso perché ci sono le valanghe incombenti e quindi deve rimanere per forza chiuso. Per cui la domanda che ci siamo fatti è... Prima ci siamo chiesti perché farle in estate quando c'è il flusso turistico, però poi ragionando in effetti farla d'inverno voleva dire avere le uniche due strade che raggiungono Sauris chiuse entrambe. Alla fine il nostro Daniele Paroni assieme a Paolo Bassi ha raggiunto Sauris e a questo punto non resta da capire che effetto su Sauris hanno avuto questi problemi, questi disagi legati alla viabilità. Siamo a Sauris di Sotto, sono con Hermes Petris, il sindaco di Sauris. Sindaco, fra veramente poche ore si potrà sorridere perché dopo mesi viene riaperta una strada che aveva semi-isolato la vostra area. Sì, finalmente dopo quasi 3 mesi riapriamo la strada principale, la viabilità da Ampezzo a Sauris, che era stata chiusa per lavori di manutenzione straordinaria. Per noi è una grande opportunità di ripresa perché in questi mesi i cali del turismo giornaliero sono stati importanti e hanno raggiunto, penso, dei livelli del meno 50% almeno di fatturato.
Ecco, Sindaco, dobbiamo dire, i lavori, la domanda che magari si fanno gli automobilisti che magari a passo puro devono aspettare sino a 17 minuti, si dovevano fare proprio adesso? Purtroppo i lavori, la stagione è corta d'estate e i lavori erano importanti e potevano durare anche di più, quindi questo era il momento di farli purtroppo. Potevano anticipare di un mese, ma questo non è stato possibile anche perché la viabilità secondaria a quota 1.400 e a 1.400 può nevicare anche a giugno. Stefano Petris è l'amministratore del prosciuttificio Wolf. Senta, quanto siete stati penalizzati dalla chiusura di questa strada? Molto penalizzati sicuramente, soprattutto per noi con i mezzi pesanti che abbiamo, no, per il trasporto in vendita, in acquisto. Stiamo trasbordando tutto sui mezzi piccoli per poter lavorare, ecco, quindi diciamo grossi costi aggiuntivi, tempi tecnici di spostamenti che sono sicuramente molto più elevati e quindi insomma, ci sono difficoltà insomma, oggettive, logistiche. Ecco, avete visto anche un calo degli accessi da parte dei turisti? Sì, bisogna dire che il calo grosso comunque è dato durante la settimana, perché il fine settimana insomma, si anima un po' il paese, però durante la settimana il giornaliero praticamente è quasi inesistente. Col fatto che diciamo, il giornaliero manca, per il nostro negozio ha sofferto e sta soffrendo, siamo intorno al 35 al 50% a seconda dei mesi che stiamo portando avanti, quindi molto molto pesante. Quindi c'era il problema della chiusura della strada di cui abbiamo parlato prima e poi dobbiamo parlare anche del fatto che ci sono stati dei problemi delle frane anche sul versante esatto. Veneto. Sì, noi d'estate abbiamo un grosso afflusso anche da parte del Veneto e con purtroppo queste continue frane che scendono ogni temporale ci bloccano anche diciamo, quel turismo che arriva dal Veneto. Sara Fassi è la titolare oramai da quasi 7 anni del bar Cursal, siamo sempre a Sauris di Sotto. Le chiedo come ha inciso la chiusura della strada sul suo bilancio. Certo, buonasera. E sicuramente ha inciso in particolar modo, insomma, e rispetto agli scorsi anni abbiamo avuto un introito molto inferiore. Il calo, se dovessimo quantificarlo? Quantificarlo, allora nel mio caso, ecco, facendo due calcoli, io il mese di luglio ad esempio l'ho chiuso praticamente come il mio primo anno nel 2016 che ho aperto a metà mese e tra l'altro è stato appunto il primo mese di apertura che come tutti insomma possono immaginare non è stato insomma al massimo. Siamo sull'ordine del 30-40% in meno? Sì, un buon 40, sì, assolutamente sì. Non darei solo insomma, la colpa alla strada. Prima c'era gente che aveva proprio la voglia di fermarsi e mangiava dall'antipasto ma anche un secondo piatto, adesso tante volte stuzzicano e quindi in 4 magari prendono anche solo un piatto di affettato, in tanti si portano il panino e lo vanno a mangiare, insomma siamo anche fortunati a livello paesaggistico, di conseguenza fanno anche bene, però è proprio un target diverso. Il mese di luglio era al pari di un giugno degli anni scorsi, quindi è assolutamente mancato. Siamo con Enrico Smith che assieme ai suoi familiari gestisce questo negozio, questo supermercato nel centro di Sauris di Sotto. Senta, quanto è inciso la chiusura della strada? Parecchio, a parte il fatto che noi abbiamo dovuto andare a prendere le cose tutti i giorni, fare il pura, quindi non è proprio molto, la strada non è scorrevole, poi è abbastanza stretta e con i mezzi pesanti si fa fatica. Se dovessimo dire di quanto è calato il volume d'affari? Un 30%. Di nuovo insieme con Elettroshock da Sauris ci spostiamo sul Monte Lussari che è stato oggetto negli ultimi tempi di accese polemiche. Tutto nasce dalla Corsa Rosa destinata ad arrivare appunto sul Monte Lussari e un intervento di messa in sicurezza che riguarda il tratto di strada che dal ponte sul Rio Saisara porta appunto
fino in cima, fino al santuario. Un gruppo di ambientalisti assolutamente contrario al progetto ha avviato una raccolta di firme, una petizione. Chi ovviamente quel progetto l'ha pensato e chi crede che appunto quel progetto possa portare solo vantaggi per il territorio è naturalmente di posizione contraria. Allora, per capire come stanno le cose, per fare il punto della situazione, questa mattina la nostra Francesca Spangaro è andata proprio sul Monte Lussari. Alle mie spalle il santuario del Monte Lussari, che è stato uno dei temi caldi di questa estate 2022. Questo per il progetto di portare qui la penultima tappa del Giro d'Italia 2023, quindi l'asfaltatura della strada che sale dalla Val Saisera, i lavori che verranno effettuati, che stanno già iniziando ad essere effettuati qui in quota di questi giorni, anche poi la realizzazione della posa dei cavi in fibra ottica da parte della Nobile Impianti, relativi anche a quella che poi sarà la diretta televisiva di questa penultima tappa del Giro d'Italia. Abbiamo raccolto un po' di opinioni perché si è discusso dell'opportunità o meno di portare fin qui il Giro d'Italia e di asfaltare la strada dopo una petizione che è stata lanciata da alcune associazioni ambientaliste, anche dalla FIAIB, quindi anche da alcuni ciclisti amatoriali, contro l'asfaltatura della strada che sale dalla Val Saisera. Siamo con Marco Lepre che ci ha raggiunto qui. Intanto grazie per la disponibilità, per capire, approfondire bene quindi quali sono le ragioni del no a questo progetto. Beh, prima di tutto vorrei dire che noi non siamo quelli del no e basta. Diciamo che noi siamo quelli del buonsenso, no? Forse. Ci sono delle iniziative che vanno fatte, noi non siamo né contro il ciclismo né contro il Giro d'Italia e anzi siamo a favore della bicicletta, però ci sono delle iniziative, dei progetti che sono un pochettino folli, direi, perché innanzitutto ci sono moltissime salite, dure salite nella nostra regione, con strade già asfaltate, già pronte, che potrebbero essere eventualmente una meta di tappa. Qui non serve andare con le biciclette fin fuori dal santuario, si può fare benissimo una tappa del Giro d'Italia e si può far vedere con delle bellissime riprese il Monte Lussari, lo si fa conoscere, ma quello di spendere soldi, oltretutto della protezione civile, per mettere a posto una strada militare che è già utilizzata normalmente, perché ci fanno le gare anche di mountain bike ogni anno, ci vanno su con le jeep per i mezzi di servizio del villaggio, è assolutamente una cosa che non ha senso. Cosa rispondete quindi a chi sostiene in questa discussione appunto che è nata, lo ha detto per esempio la Regione stessa, l'ha detto Enzo Cagnero, che comunque questa è prima di tutto un'opera di messa in sicurezza che era necessaria? Questo mi sembra che sia tutto da dimostrare. In secondo luogo vorremmo sapere quanto costano e quanto costano soprattutto l'organizzazione di un arrivo di tappa. Quello è un luogo che va tutelato. Credo che ci siano tutti i motivi per non portare le carovane, le auto ammiraglie, il contorno di 15.000 persone che poi non so dove si sfameranno, il contorno delle bibite usa e getta e poi soprattutto questi corollari degli arrivi di tappa con gli sversamenti di champagne eccetera eccetera. Per l'amor di Dio, se qualcuno li vuole fare li faccia, ma da un'altra parte, non su Lussari. Ma poi penso che verrà realizzato un parcheggio, perché tutte queste ammiraglie, i mezzi tecnici della RAI, i mezzi di soccorso avranno bisogno dato che è una strada che non ha una possibilità di uscita o discesa da un altro versante, probabilmente stazioneranno lì, quindi dal punto di vista dell'impatto sul paesaggio è un impatto che peserà. Successivamente la strada comunque sarà sbarrata, cioè non ci sarà l'assalto di macchine al Monte Lussari. Purtroppo per esperienza sappiamo che questo è il primo passo, si parte da una strada, noi sappiamo che anche quando si introducono le sbarre, a parte che quelli che vanno in moto, che girano con il casco e senza targa, passano tranquillamente, per cui abbiamo il rischio di avere un abusivismo che percorrerà quell'itinerario e salirà fin su Lussari. Ma poi penso che verrà realizzato un parcheggio, perché tutte queste ammiraglie, i mezzi tecnici della RAI, i mezzi di soccorso avranno bisogno dato che è una strada che non ha una possibilità di uscita o discesa da un altro versante, probabilmente stazioneranno lì, quindi dal punto di vista dell'impatto sul paesaggio è un impatto che peserà.
Ieri il nostro presidente regionale, Sandro Carnieluti, aveva chiesto un incontro all'arcivescovo di Udine che molto cortesemente ce l'ha concesso e gli abbiamo consegnato un documento e lui è rimasto molto preoccupato e ha detto appunto che queste iniziative vanno valutate con molta attenzione e che lui al momento è preoccupato per questo connubio tra una manifestazione sportiva legittima, torno a dire, e un luogo che merita di essere lasciato in pace. Siamo arrivati in cima e siamo in particolare alla Rosenwirth-Hütte, uno dei 6 ristoranti che possiamo trovare qui appunto sul Lussari. Il signor Rosenwirth praticamente gestisce questo locale da una vita. Qual è la sua posizione in questa polemica che è scoppiata, insomma, a favore o contro la realizzazione della strada? No, assolutamente a favore della strada, perché è una strada di servizio, una strada che serve a noi per fare tutti i rifornimenti, serve ai mezzi di soccorso, vigili del fuoco, soccorso alpino, servizio sanitario, cioè è una strada molto importante. Ricordiamoci che qua girano 100.000 persone, oltre a 30.000 che vengono su a piedi, per cui c'è la necessità di garantire determinati servizi. Questa strada l'aspettiamo da 80 anni e finalmente, grazie alla protezione civile, si sono messi e l'hanno fatta come si deve. Che poi questo, il prezzo da pagare sia il giro, tra virgolette da pagare, sia il Giro d'Italia, ben venga, ma non è assolutamente negativo nella maniera più assoluta. Dalla cabina via in qua era un disastro per le persone handicappate che dovevano venire qua e in un futuro, visto che la strada sarà agibile e fattibile con qualsiasi mezzo, per i lussarini ci vorranno 2 macchine elettriche che porteranno queste persone handicappate fino davanti alla chiesa. Mentre nella stagione estiva abbiamo l'esigenza di portare su giornalmente o l'acqua o le bevande o il vino o che so io delle altre pietanze e quindi è fondamentale. Adesso già ci stiamo sacrificando, questo è già il 3° anno, portando un po' con la cabina via, un po' come faccio io che faccio il giro da Tarvisio, no? E per questo ho la macchina in officina, però bisogna trovare una soluzione per arrivare a portare quella roba, perché oggi chiaro, la gente è sempre più esigente, ma sì ragazzi, la roba in qualche maniera deve arrivare su. La strada darebbe questa garanzia. Stamattina proprio abbiamo chiamato gli altri gestori, mi hanno detto che bisogna fare una lettera e dare una risposta a questi che fanno le petizioni e prima di firmare o di gridare così allo scempio ecologico bisogna un attimino respirare un attimo, parlare e venire su a vedere, ecco, non è per partito preso, magari sta firmando qualcuno che proprio non è neanche mai stato qua. Poi c'è la domanda sul poi, nel momento in cui la strada viene fatta ci sarà l'assalto delle macchine, chiariamo questa cosa? No, assolutamente no. Abbiamo parlato in varie riunioni, abbiamo spiegato che le macchine su Lussari non possono salire. Saliranno ciclisti come fanno adesso con lo Zoncolan, ma il traffico veicolare è limitato solo ed unicamente a quelli che hanno le attività e ai mezzi di soccorso. Siamo ora con padre Peter Lach, che è responsabile per la pastorale del santuario del Monte Lussari. Ci raccontava che è qui da una decina d'anni. Questo è un luogo sacro, un luogo di riflessione, un luogo di preghiera, è un luogo anche turistico, un luogo che adesso è al centro di questa discussione. Le chiedo subito, andando dritto per dritto, favorevole o contrario alla realizzazione di questa strada, all'arrivo del Giro d'Italia su Lussari? Beh, sono 2 domande, non è una. Per quanto riguarda la strada, non è una cosa nuova. Ecco, la strada esisteva già prima, adesso l'hanno completata, direi l'hanno resa più sicura e anche meglio percorribile, diciamo, per noi. La seconda cosa che è molto importante per noi, visto la natura di questo santuario, arrivano anche tanti pellegrini. Alcuni di loro sono vecchi, anziani oppure hanno delle malattie, arrivano le famiglie con piccoli bambini e quella parte che hanno adesso pavimentato, diciamo, dalla funivia fino al santuario oppure fino all'inizio del borgo. Questo è anche un miglioramento che ci servirà bene. Per quanto riguarda il giro, io un'opinione non ce l'ho, io non credo che influisca sul lavoro, sulla vita del santuario, perché comunque si farà a maggio, il santuario di solito apre in giugno. E se ho capito bene si tratta di un evento una tantum, allora si fa il giro e poi è finita, ecco, in quel senso io
sono sempre favorevole allo sport se viene fatto bene. Parlando di questi lavori qui io non vedo un grande problema perché effettivamente non si è fatto degli interventi gravi. Il problema è un altro, cioè il problema, secondo me, i danni più gravi all'ambiente, sia all'ambiente che alla natura, diciamo, spirituale di questo luogo sono stati fatti nel passato. Io penso che l'importante qui è sia l'ambiente che il luogo, cioè la natura spirituale di questo luogo, e di questo ci teniamo, cioè anche se lei passa 2 giorni qui vedrà quanti turisti ma anche quanti pellegrini vengono qui. E tutto il resto dovrebbe essere a sostegno, in servizio di questo, quello sì è importante. Sì. Io direi che non c'è una netta separazione tra queste 2 categorie, cioè anche chi viene solo per vedere, diciamo, con l'intenzione turistica, diciamo, molti di loro si fermano in chiesa e si fermano, poi li vedo osservare anche, cioè c'è anche quell'aspetto, dimensione spirituale. Il giro sappiamo che porta notorietà, lei non ha paura di un assalto poi al Monte Lussari, che diventi troppo, l'abbiamo detto, non si potrà salire comunque in macchina anche perché lo spazio è quello che è, quindi insomma sarà più noto, sarà forse più visitato, ma non ha paura di un assalto alla montagna. Ecco. Io questo pericolo non lo vedo effettivamente perché è difficilmente raggiungibile e ci sono dei limiti naturali, semplicemente dei limiti fisici. In quest'ultima parte della puntata di stasera di Elettroshock facciamo un po' il punto sul turismo, lo facciamo grazie a Paola Schneider, presidente di Federalberghi del Friuli Venezia Giulia. Quest'estate era cominciata con delle previsioni super, si parlava di record, di risultati ancora migliori rispetto all'anno dei record, il 2019. In effetti si stanno registrando tantissime presenze di turisti stranieri, c'è invece un problema legato agli italiani e ad alcune modalità, insomma, tipiche delle vacanze, che sono le vacanze last minute, quelle invece del weekend. C'è stato qualche problema legato ai bilanci delle famiglie italiane, ma facciamo il punto della situazione. Ecco in collegamento con noi Paola Schneider, allora ci avviciniamo a Ferragosto, possiamo tracciare un primo bilancio di quest'estate 2022? Sì, buongiorno a tutti. Dunque l'estate si vede scoppiata, finalmente abbiamo quasi tutto esaurito e siamo insomma abbastanza soddisfatti. Diciamo che il mare tarda tanto che è tutto esaurito, mancano un pochino questi viaggiatori dell'ultimo minuto che magari occupano la stanza tra una prenotazione e l'altra, ma devo dire insomma che sono molto soddisfatta. Notate delle differenze tra turisti stranieri e turisti italiani per quanto riguarda le abitudini nello spostamento, nelle vacanze? Beh, gli stranieri finalmente sono arrivati, hanno già cominciato l'anno scorso, ma quest'anno sono stati diciamo, i primi a prenotare anche periodi lunghi, soprattutto negli alberghi, ma tanto anche negli appartamenti. Tante volte li prendono per mesi, ma anche per tutta la stagione. Per cui questo è un dato soddisfacente, vuol dire che la località è appetibile anche se c'è sempre qualche magagna, ma insomma io credo che il Friuli Venezia Giulia può essere rappresentativo del turismo italiano. Per il resto io credo che i turisti stranieri ormai sono un pochettino dappertutto, hanno ripreso l'abitudine anche di andare per cantine, per vini, sono molto abituati, loro vengono giù proprio appositamente, spesso e volentieri per andare a visitare le nostre cantine e portarsi via i nostri vini. Per cui è un turismo gastronomico alternativo. Poi ci sono quelli in bici, l'Alpe Adria ormai credo che faccia numeri come il 2018,
per cui molta soddisfazione da parte di Tarvisio, da parte di tutto il tracciato, tutte le cittadine vicino al tracciato. E la montagna, diciamo che d'estate non ha tantissimi stranieri, punta più sugli italiani, anche perché, come si sa, la montagna friulana è molto amata d'inverno da parte degli stranieri e d'estate preferiscono il mare. Negli ultimi 2 anni, causa pandemia, abbiamo parlato molto di turismo, di prossimità, in tanti hanno riscoperto i territori vicino casa. C'è qualche novità, qualche segnale nuovo che ha colto rispetto al passato in questa estate? Diciamo che chi partecipa, o meglio, chi partecipa al voucher Turesta, che aiuta molto, soprattutto le famiglie che hanno bambini, le famiglie numerose che magari non possono permettersi tanti giorni di vacanza, quelli sono i primi a prenotare, magari solo 3 giorni, ma ci sono. Quello che manca un po' forse è il turista della domenica, il turista del sabato e domenica, quelli che dicono andiamo a farci un giro nella destinazione, che sia quale che sia, mangiamo fuori. Infatti i ristoranti soffrono un po' per questo motivo qua. I ristoranti lavorano spesso e volentieri proprio con il passaggio. Ecco, questo manca un pochettino. Le domeniche non sono più quelle domeniche di ressa, ma sembrano quasi delle domeniche qualsiasi. Ecco, un po' ci dispiace questo. Io credo che qui incida il fatto proprio della benzina che costa troppo, di tutti gli aumenti che ci sono stati. Ormai sappiamo che una busta paga, 3/4 della busta paga serve per pagare le spese fisse, per cui rimane ben poco per potersi permettere di uscire. Magari una famiglia di 4 persone fa fatica. Grazie allora Paola Schneider, naturalmente buon proseguimento d'estate, grazie. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Queste le parole di Paola Schneider, una settimana importante, questa che ci accompagna verso Ferragosto. Ci sono tantissime attese per questa festività. La nostra Francesca Spangaro è andata a Lignano Pineta, per capire come sta andando questa estate e come appunto ci si avvicina a Ferragosto. Stagione turistica 2022, anzitutto a Giorgio Ardito chiediamo come sta andando, che annata è fino a questo punto? Abbiamo ripreso a utilizzare la parola positivo, per cui è una stagione positiva. Giugno è stato un giugno molto scoppiettante, abbiamo avuto tantissimi ospiti dall'Austria e dalla Germania, ma poi durante il proseguio della stagione abbiamo visto turisti anche da paesi che ultimamente non erano proprio di casa qui, tante targhe dalla Francia, dal Belgio, anche dalla Danimarca, dall'Olanda, dalla Svizzera, dall'Ungheria, e quindi oltre chiaramente ai nostri cugini d'Oltralpe, austriaci e tedeschi, soprattutto dalla Baviera. È una stagione di nuovo completa, con tanti eventi, intrattenimento, con un po' una stagione di nuovo spensierata, diciamo. Rispetto alla pre-pandemia, quindi anche c'è qualcosa di diverso? Solo rispetto agli ultimi 2 anni? Siamo tornati sicuramente al 2019, anche se qualche cosa la pandemia ci ha lasciato, insomma le distanze degli ombrelloni ad esempio sono rimaste le stesse, ma anche insomma qualche altro accorgimento l'abbiamo mantenuto. È stata l'estate dei grandi eventi? Insomma, dal Jova Beach Party ai Maneskin a Cremonini, la Mannoia era anche ieri sera, insomma, e altri concerti ci saranno da qui alla fine della stagione. Sicuramente è una stagione dei grandi eventi, sì.
Il turismo cambia, evolve sempre, Lignano Pineta come seguono per questo percorso? Insomma, Lignano deve essere sempre di più una cittadina per il turismo anche sportivo non solamente inteso, insomma anche amatoriale ovviamente. Sì, ci sono le manifestazioni sportive, quelle insomma di grande richiamo, si svolgono soprattutto a inizio e a fine stagione per non avere grossissimi impatti con la viabilità, però insomma Lignano cerca di rinnovarsi ogni anno sia nelle attrezzature sia anche nell'offerta di intrattenimento e poi insomma sì, cerchiamo di andare per target. Quest'anno abbiamo inserito dei campi da beach volley e pallanuoto in acqua per migliorare un po' così l'intrattenimento, la voglia di giocare di tutti dei nostri soprattutto giovani ospiti. Siamo tornati con 7 animatori dell'equipe Animavera in spiaggia tra il bagno 3 bandiera inglese e il bagno 4 bandiera italiana, di mattina e di pomeriggio e di sera sul palco qui in piazza Marcello d'Olivo. Cuore pulsante della vita estiva a Lignano Pineta, ma non solo, ma siamo a Lignano Pineta al Tenda Bar con Paolo Bartolini. Come sta andando questa stagione intanto, Paolo? Intanto è una stagione calda, devo dire che il clima ci sta dando una mano, anche se le ultime settimane sono state abbastanza dure dal punto proprio di vista climatico. Tanti turisti dall'est, devo dire, tanti. La stagione positiva fino adesso, siamo come siamo noi al Giro di Boa, perché ormai siamo a 3 settimane cruciali del mese di agosto che sono quelli che segnano un po', diciamo, la fine del percorso. Ecco. Che previsioni ci sono per Ferragosto? Ovviamente non meteo, ma intendo... Ma Ferragosto noi come da tradizione agli ultimi anni abbiamo dovuto purtroppo per il Covid rinunciare, facciamo il Natale quando arriva una festa bellissima con Babbo Natale alle 18, per i bambini ci saranno i regali, ci sarà la neve finta, ci saranno i pacchi regalo, il Natale quando arriva dai. Sono tornati gli stranieri. Cambiano i gusti, tu qua insomma sei anche un po' un termometro di come si vive l'estate, cosa piace, perché si sceglie Lignano insomma. Ma si sceglie Lignano, sicuramente Lignano è diventata una località per le famiglie, una località per gli sportivi, con le ciclabili, con diciamo, la spiaggia, con tutte le attrezzature che ci sono soprattutto qui a Pineta. E devo dire che le famiglie qui si stanno bene. Ecco. Qui ovviamente però vedi tanti giovani, questo chiaramente è il cuore insomma da questo punto di vista. Sì, diciamo abbiamo una clientela che a seconda della fascia oraria diciamo, cambia. Chiaramente le prime ore sono meno giovani, la sera ci sono tanti giovani e anche affezionati a questi drink homemade che i ragazzi del Tenda hanno creato quest'anno, anzi da un paio di anni, e devo dire che quest'anno sono esplosi ed è un piacere assaggiare questi drink fatti dai ragazzi dello staff. Buon Natale, ce lo diciamo lunedì allora, intanto un brindisi a questa settimana di lavoro per voi e per tutti gli operatori a Lignano. Grazie Paolo. Sì. Ed ora con il nostro Andrea Pierini ci allunghiamo fino a Trieste, siamo andati a Barcola per capire che aria tira. C'è un vecchio detto triestino che dice: la vita che mi voglio sa Barcola su un scoglio. Non penso che serva a tradurlo, la vita che io voglio è a Barcola su uno scoglio. Li vedete qua alle mie spalle, i mitici scogli barcolani che sono un must per l'estate di Trieste, dove le famiglie vengono a passare il tempo, magari si spostano in pineta per prendere un po' d'ombra e mangiare con calma, oppure si spiaggiano qua nella pausa pranzo per prendere la famosa tintarella. La voglia è comunque quella di stare al mare, di divertirsi, di rilassarsi e di non pensare agli ultimi anni molto difficili. Come sta andando quest'estate 2022? Sta andando molto bene, c'è grande partecipazione e tanta voglia di dimenticare la pandemia e quindi di tanta frequentazione al mare, all'aria aperta. Benissimo.
Barcola piace sempre ai triestini ed è la spiaggia di riferimento, ma quest'anno vede che c'è un picco, c'è un calo, c'è gente che va via. C'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto, i triestini che vanno via a luglio poi ritornano ad agosto, e i turisti sono in aumento, proprio da statistica come ogni anno, le navi da crociere, le strutture ricettive sono piene, e c'è sempre un gran bel movimento, il mare è bello, ci aiuta. Estate al mare a Barcola ovviamente, non c'è altro posto. Beh, ovviamente sì, e dove se no? A Barcola è un bel posto, e Topolini è un posto bellissimo, no? E soprattutto gratuito. Sì, io sono in ferie, quindi Meglio di così? sì, vengo ai Topolini. Che estate sarà questa del 2022? Estate di incendi, estate di fine pandemia, estate impegnativa, divertente, voglia di star fuori? Caldissima. Però a Barcola? Sempre a Barcola. Beh, incendi quest'anno purtroppo non sono mancati. E dopo Barcola sempre, Barcola sempre. Si va anche in vacanza da qualche altra parte o? Sì, salto parto nelle Marche, una settimana. Tradirà Barcola? Tradico Barcola per una settimana, poco più. No, io devo decidere cosa fare ancora. Che estate sarà questa del 2022? Sarà un'estate di fuoco, un poco sul Carso e un poco sul mare. Il Carso è pieno di fuochi e il mare è infuocato, ma speriamo bene. Si resta a Barcola quest'anno o c'è anche qualche viaggio? Abbiamo fatto le vacanze sulle Dolomiti e in montagna un poco e adesso al mare. E Barcola è la location? Il mare, non vedo motivo di andare al mare lontano perché il sole e l'acqua è qua come alle Maldive. Invece in monti andare sulle Dolomiti è un po' diverso per andare in montagna. Se vado in vacanza vado sempre solo in montagna. Barcola non è solo una pausa di riflessione ma uno stile di vita. È una meraviglia, qua si trova benissimo, abbiamo anche parcheggio, non si paga, abbiamo già il bagnino, c'è tutto insomma. E le docce, cosa vogliamo di più? A Trieste si va al mare, non ci sono dubbi, Barcola è la location preferita. La location preferita, abbiamo tutto, senza pagare niente. In questo senso ci sono anche vacanze, viaggi o qualcosa in quest'estate particolare? O? Noi no, siamo qua e stiamo bene qua, siamo proprio perfetto qua. La difficoltà più grande di Barcola è quando c'è la Bora che bisogna assicurare tutto, però a Barcola non si cambia. Ma perché la Bora disturba? A Triestini la Bora non disturba mai. Quanto si sta bene qua? Benissimo, benissimo. L'estate è tutta qua a Barcola o andrete anche? Ma certo che è tutto qua, sempre qua. Nessun viaggio invece? Si viaggia quando si va a casa propria. Che lei non è di Trieste? No, mi sono serba. E quindi vacanza in Serbia? Certo, sempre, a casa propria sempre. Estate a Barcola è imprescindibile? Sì, imprescindibile, assolutamente. Ma ci sono anche altri luoghi dove andate in vacanza o Barcola comunque è un ottimo posto dove rilassarsi? Basta ragionare, ci sono persone che vengono da quanti chilometri qua, noi ce l'abbiamo qua, 2 più 2 fa 4, quindi questo è un posto bellissimo. Ci sono altri posti bellissimi, questo ce l'ho sotto mano, io sono povero quindi mi sta bene. È tutto per questa puntata di Elettroshock, appuntamento alla prossima settimana, arrivederci.